Ma guarda, intanto stiamo parlando di una riforma epocale, di una rivoluzione anche nel metodo, porre al centro il cittadino. Abbiamo trovato un interlocutore che è quello del ministro Casellati, del governo, che condivide la sfida, e quindi faremo in modo che l'ufficio complicazioni affari semplici pian piano si disgreghi. Dall'altro potrei fare centinaia di esempi, pensate solo al termine perentorio, oltre al quale comunque diciamo all'interno del quale la pubblica amministrazione deve dare una risposta ai cittadini. Ad esempio, per molte pratiche ancora non c'è un termine perentorio, quindi il cittadino li aspetta mesi, mesi e mesi. Oppure introdurre in maniera perentoria il silenzio assenso, altro tema. E poi ci sono molte pratiche, pensi solo agli investimenti che si vogliono fare per le rinnovabili, ma dall'altro vanno a cozzare magari con una burocrazia a volte anche non molto concepibile e comprensibile rispetto ad alcune norme che vanno in diretta contrapposizione. Sì, la burocrazia è uno stalker che accompagna la nostra quotidianità e che rende la nostra vita come una corsa ad ostacoli. È come avere sempre un nemico in casa che non soltanto ci rende difficile la vita, rende difficile la vita delle famiglie e dei cittadini, ma anche mina quella che è la potenzialità economica delle nostre imprese, perché nella maggior parte dei casi, quando la realizzazione di un progetto richiede troppi tempi, l'imprenditore lascia perdere. Sì, occorre ristabilire un rapporto corretto e amichevole, direi, fra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, e questo si può fare semplificando le norme, togliendo tutti quegli intralci, quella incertezza nell'individuazione dei propri diritti e dei propri doveri, quelle complicazioni inutili, quelle duplicazioni di certificazioni che molto spesso non servono. Insomma, occorrerebbe tornare a rendere normale la vita dei nostri cittadini. Allora, siamo alla Camera, perché la Camera qua i saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o cosa pubblicate. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.